I coniugi tedeschi Erika ed Helmut Simon non avevano idea che la loro escursione sul confine italo-austriaco si sarebbe conclusa con una delle più grandi scoperte dell'archeologia e dell'antropologia del XX secolo. Il 19 settembre del 1991 i Simon si imbatterono in quello che aveva tutta l'aria di un cadavere. Pensando di essere incappati nei resti di un alpinista, i due contattarono la gendarmeria austriaca, la quale condusse il corpo a Innsbruck. Fin dalle prime analisi fu chiaro che quei resti non si trattavano di quelli di un uomo moderno, ma di qualcuno vissuto 5300 anni prima. La stampa ribattezzò l'antico uomo Ötzi in onore del fatto che venne trovato a Ötztal nel Tirolo del Nord. Successivamente fu stabilito che tali reperti appartenessero di diritto all'Italia, essendo essi stati scoperti entro i suoi confini, e vennero quindi consegnati al Museo archeologico dell'Alto Adige nella città di Bolzano, dove sono tuttora conservati in una speciale stanza mantenuta a -6 gradi e con un'umidità costante al 99,6%. Ötzi, detto anche l'uomo del Similaun, fu un ritrovamento estremamente importante. L'eccellente mantenimento del suo corpo e dei suoi averi permise agli studiosi di svolgere indagini molto accurate, rivelando preziose caratteristiche non solo sulla sua persona, ma anche su come probabilmente viveva il genere umano durante l'età del rame. La mummia risale a un'epoca compresa tra il 3300 e il 3100 a.C. Analizzando particolari cellule del tessuto osseo dette osteociti, si è potuto incasellare la sua età fra i 40 e i 50 anni, mentre gli esami condotti sul suo DNA mostrarono che il suo ceppo genetico potrebbe essersi originato nell'area di Bressanone, ma che è ormai estinto a livello mondiale. I suoi tratti genetici presentano analogie con quelli degli abitanti della Sardegna e della Corsica. Il suo gruppo sanguigno era lo 0 e, stando alla mappatura genetica, era intollerante al lattosio, aveva una predisposizione a malattie cardiache e soffriva di una malattia di origine batterica nota come sindrome di Lyme. In vita doveva essere alto 1,60 m e pesare più o meno una cinquantina di chili, il che lo rendeva di certo un individuo atletico e piuttosto forte. Inoltre, le indagini del microbiologo Frank Meixner portarono alla luce che prima della morte Ötzi consumò un pasto a base di bacche, cereali e speck di stambecco. Ötzi è finora il più antico essere umano tatuato del quale si abbia conoscenza. La quasi perfetta conservazione del suo corpo ha infatti garantito il mantenimento non solo di ossa e organi interni, ma pure della cute e quindi dei tatuaggi, tutti realizzati con una tecnica che prevedeva piccole incisioni sulle quali era versato carbone vegetale. Ne aveva ben 61, estremamente semplici, niente più che punti, croci e brevi linee, situate nella parte bassa della schiena, sulla caviglia destra, sul polso e sul ginocchio sinistro. Siccome all'altezza di tali zone corrisponde il manifestarsi di artrosi, alcuni studiosi hanno ipotizzato che la funzione di quei tatuaggi fosse taumaturgica, ossia magico-curativa, posta a calmare il dolore. Mancano coloro che affermano che tali simboli siano stati funzionali a qualche pratica di agopuntura e, se così fosse, ciò anticiperebbe di circa 2000 anni il loro primo utilizzo finora noto alla storia, sviluppatosi in Cina. Una notevole quantità di informazioni sulla sua esistenza ci derivano anche dagli oggetti personali che gli furono trovati addosso. Al momento del reperimento, la mummia aveva con sé un ricco corredo, comprendente un arco di legno di tasso lungo 1,82 m. Tale arma, ancora incompleta, una volta ultimata avrebbe potuto ferire mortalmente anche a una distanza di 50 metri. Poi una faretra di capriolo con 2 frecce pronte all'uso e altre in via di preparazione, un pugnale con manico di frassino la cui lama di selce arriva dai Monti Lessini, un correttore per lavorare tale materiale, un'ascia di rame, un acciarino, dei cestini di betulla, una sfera in marmo probabilmente usata per cacciare gli uccelli e una gerla per contenere gran parte di tutto ciò. Inoltre indossava un manto d'erba, sopravveste e perizoma di pecora, pantaloni di capra, calzature in pelle di cervo e imbottite d'erba, progettate per camminare sulla neve. Portava anche un berretto con sottogola in pelle d'orso.
La cintura in vitello aveva una saccoccia contenente un raschietto, un trapano, una scheggia di selce e un punteruolo. Portava con sé anche alcuni polipori di betulla, funghi usati fino al XX secolo per le loro proprietà emostatiche e antibiotiche. Da tali oggetti si possono desumere parecchie cose. L'analisi di alcuni peli rinvenuti sugli abiti e sulle calzature dell'uomo di Similaun appartengono ad animali allevati anche ai nostri giorni, e questo, in un primo momento, ha fatto sorgere l'ipotesi che l'uomo fosse stato un pastore. Tuttavia, la ricchezza del suo corredo, e in particolar modo l'ascia di rame, metallo assai prezioso all'epoca, fanno supporre che Ötzi sia appartenuto a un ceto sociale elevato. È stato stabilito che il rame del quale era composta la lama dell'attrezzo provenisse da miniere toscane. Siccome venne trovato presso un valico, è nata l'idea che potesse trattarsi di un mercante, mentre per altri esperti si tratterebbe di uno sciamano. Non da scartare l'ipotesi che fosse stato un capo caduto in disgrazia e per tale ragione esiliato, poiché il fatto che tanto il suo equipaggiamento quanto il suo vestiario avessero subito riparazioni fa supporre un periodo trascorso lontano dalla comunità. Vero è che in quel periodo storico i ruoli all'interno delle comunità non erano ben definibili e non esisteva una diversificazione netta di ruoli e lavori, tanto che un singolo individuo si ritrovava a svolgere più compiti e a dover saper fare un po' di tutto. Sicuramente Ötzi era un cacciatore e sapeva come cavarsela durante lunghi periodi in solitudine in zone selvagge. Aveva imparato a fabbricare armi e utensili e dato che i cesti di betulla contenevano carbone, probabilmente sapeva come trasportare le braci e ricavarne falò all'occorrenza. Benché fosse di età molto avanzata, almeno per la sua epoca, era di certo indiscutibilmente vigoroso, magari con trascorsi da guerriero. Tale ipotesi è suffragata anche dall'assenza di tessuto adiposo secondario, indice di un corpo in forma. Sulle cause della morte di questo antico essere umano si è dibattuto a lungo. Come al solito, sono stati i tecnici di laboratorio, avvalendosi delle più sofisticate apparecchiature ed analisi, a trovare una risposta. Il decesso di Ötzi non è avvenuto per cause naturali, come si era inizialmente supposto, ma venne ucciso. Una punta di selce, la sommità di una freccia, è stata evidenziata all'interno della spalla sinistra della mummia. Penetrò molto a fondo, quasi fino al cuore, tagliando l'arteria succlavia. Oltre a ciò, è stata rilevata anche la presenza di una profonda ferita da taglio, che fende la mano destra di Ötzi tra pollice e indice, compatibile con quelle che i moderni analisti forensi chiamano ferite da difesa. La strana posa nella quale il cadavere è rimasto per tutti questi secoli era del tutto fuorché naturale, e a lungo si è supposto che derivasse da uno strenuo tentativo dell'uomo di estrarre la freccia dalla spalla. Ma anche questa ricostruzione potrebbe non corrispondere alla realtà dei fatti, in quanto alcuni ricercatori viennesi hanno riaperto il dibattito. Essi hanno infatti notato, tramite una tomografia computerizzata, l'azione di un violento trauma cranico. Sarebbe stato quel colpo tremendo, e non quindi l'emorragia causata dalla perforazione della freccia, la vera causa del decesso. Secondo le ultimissime ricostruzioni di quello che è stato un crimine a tutti gli effetti, Ötzi sarebbe morto in seguito a un agguato. Riuscì a salvarsi dal primo assalto corpo a corpo, come testimonia la ferita da difesa, e tentò di fuggire prima di essere raggiunto dalla freccia scoccata da un punto sottostante a circa 100 metri di distanza. Il colpo era di per sé mortale, ma l'assassino decise di inseguire la propria vittima, finendola con un oggetto contundente. Fatto questo, avrebbe rimosso l'asta della freccia, la cui presenza infatti è stata scoperta solo grazie a una radiografia. La strana postura della mummia sarebbe quindi dovuta al fatto che qualcuno la girò sul ventre e forse la trascinò per una breve distanza. L'esame dei pollini di carpinella e delle foglie d'acero trovate nei suoi cesti ha inoltre stabilito che il delitto fu consumato probabilmente in primavera o inizio estate. Che Ötzi sia morto assassinato è ormai un fatto. Quello che resta misterioso è il movente. Perché il cadavere non venne depredato?
Possibile che in un'epoca così avara e difficile un corredo come quello che portava non avesse fatto gola al suo assassino? E perché preoccuparsi di estrarre la freccia? Forse si potrebbe rispondere che l'omicida tentò di cancellare le tracce del suo misfatto. Rubare oggetti così pregiati avrebbe di certo attirato l'attenzione di altri membri della comunità smascherandolo. O forse, più semplicemente, non c'era la rapina dietro le azioni dell'assassino. Allora come oggi esistevano risentimento, odio, vendetta. Forse è uno di questi sentimenti, o tutti loro insieme, ad aver fatto germogliare la benefica pianta dell'omicidio. Potrebbe essere, ma noi non lo sapremo mai. Quel che invece sappiamo è come doveva essere la voce dell'uomo del Similaun. Il reparto di foniatria del San Maurizio di Bolzano ha svolto un duro lavoro per effettuare una scansione del condotto vocale della mummia, consentendo la riproduzione della sua voce. Il risultato di questa pionieristica ricerca si è tradotto con la pronuncia delle 5 vocali ed è stato presentato al meeting EURAC in occasione del 25° anniversario della scoperta di Ötzi. È di certo qualcosa di emozionante e anche un po' inquietante il pensiero che questo possa essere, almeno in forma di approssimazione, il tono di voce di una persona vissuta nell'Italia dell'età del rame, rimasta in silenzio sotto il ghiaccio per oltre 5.000 anni prima di tornare a parlare. A, E, I, O.